Pina's pizza kitchen has these views of Mount Etna. Ah, si vede tutto, il mare, la montagna, il fiume, si vede tutto. She lives in Francofonte to the south of Catania in Sicily. Today she's making a pasta al forno or pasta bake with sausage and wild fennel. Allora, mi chiamo Pina, abito a Francofonte, sto preparando la pasta con il finocchietto e i maccaroncini al forno. Questo è il finocchietto che lo dovremo cucinare, questa è la salsiccia pure, e questo è quello, sempre il finocchietto però è scongelato, il pan grattato, il formaggio e come si chiama? Sempre che me lo Il soffritto. Il soffritto. Ecco qua. E la salsa, aspetta, la salsa. Tutta salsa di pomodoro, ok? She collects wild fennel in early spring. She boils and then freezes it for year-round use. Quindi questo in che stagione c'è di più? L'inverno? Come ora marzo-aprile, come comincia che ci sta il sole, comincia... Cioè la primavera, dai. Puoi fare i polpetti, puoi fare il pesce uovo, puoi fare quello che ti pare. Pina starts by frying her sofrito of celery, carrot and onion. She then adds some chopped sausage. Sicilian sausages are always 100% pork meat and include chili and fennel seed. Pina pours in a glass of red wine. Followed by about a litre of homemade passata. No, noi facciamo le bottigline, sai. Questo è poco però. No. Facciamo una grande. She seasons it with salt and covers the pot with its lid. This sauce has to reduce for half an hour or so. Quanto stringe? Non lo so qual è il tempo che si può prendere, un quarto, 20 minuti, mezz'ora. Ci Di guardiamo. più, quello che c'è. Man mano che lo guardo e poi pure lo assaggio se va bene o no. The wooden trough is called a maida or madia. Lucia, le devo mettere tutto? Sì. It's used for proving bread dough and making pasta. Pina heaps about 700 grams of durum wheat flour called semola rimacinata. She adds around 300 ml of water. While she kneads the dough, she tells us a bit about her life. Mi sono cresciuto 6 figli, 4 in campagna, perché 2 loro, quelli grandi, erano già sposati. E stavo in campagna, avevamo dei maiali, avevamo dei gallini, avevamo un po' di tutto. Però facevamo un sacrificio perché acqua non ce n'era, non c'era nemmeno la luce, venivamo a casa al paese. E insomma, la vita è così. La vita di sacrifici, dai! Pina was a pig farmer and had 6 children. Her daughter Lucia is a baker and her grandson Andrea is restoring an organic citrus orchard. Deve essere già il liscio. Ok, tutto a posto, no? Già è abbastanza lavorata, sì. E no, mi fa male pure il Già è ghiaccio. pronta. Once the dough is smooth, Pina makes a sign of the cross in it to bless it. E si bacia il coltello. Perché il pane è una benedizione di Dio. She slices it into chunks and rolls each one into a thick rope. She dices it into walnut-sized pieces. Pina places her metal rod or ferro into the dough and uses flat palms to roll each one into a macaroni. Lucia joins in.
Questi li facevamo da piccoli. Ce l'ha insegnati tutti i passaggi della pasta. She likes to make 2 at a time on her farro. Anche Helena li sa fare. Me la sono messa vicino, la faccio male. Soon it's all hands on deck and everyone helps to make the maccaroni. They're joined by great-granddaughter Helena, who is really good, aged 5. Hai visto? Bella, esce, va bene, brava. E poi non si sta che non sta riuscendo a farlo. Che brava che sei. Helena sì. Ah, giri. Va bene. E come fai? Sì, come la nonna lei. Così ne facciamo 2. La nonna Pina ne fa 1 perché gli fa male la mano. Pina is using a mix of frozen and fresh fennel herb, as she didn't find enough fresh herb this morning. Lucia snips the defrosted cooked fennel. Pina adds this to the sausage mixture. The fresh herb is more tender, and Pina plans to add this later in cooking. It first needs blanching. Questo è il finocchietto. Dobbiamo metterlo prima della pasta perché deve cuocere, che è crudo. Perché se no resta poi crudo. Invece così cuoce buono e cucina pure la pasta. Va bene? While the ladies are busy, I take the chance to help Helena. How's it going, Vicky? Yeah, I'm enjoying it. This one's got a bit stuck. Alright, it's fine. Okay. Still fine. Pina's next task is to toast some breadcrumbs. She heaps some into her frying pan. After a minute or so of toasting, Pina adds a little olive oil and continues to stir the crumbs until they are golden. She says you can add the oil at any time. Lucia adds the pasta to the water in which the fresh fennel has been cooking. After a 5-minute simmer, Lucia scoops them out. Pina adds some of the sauce to the pasta so they are properly coated. Then they assemble the bake, layering the sauce, the pasta, followed by mozzarella pieces and grated caciocavallo cheese. They repeat the layers until the pan is full, finishing the dish with some breadcrumbs and grated cheese. The pan goes into the pizza oven to bake for about 40 minutes. This is an excellent, full of flavour pasta bake. Grazie Pina and her family. Okay, grazie. Joys of being first. È un po' caldo, no? Oh, Sì, caldo, Scotta, sì. Vabbè, poi caldo non ti sente il sapore. Ora appena raffredda è più gustosa. Buonissimo. Grazie. Really lovely. Tomatoey, sausagey, but above all, fennel flavour of this. It's absolutely delicious. It's got some lovely sweetness in the background. Lovely chewy pasta and just kind of gooey as well at the same time. Look at that. Buono. Bravissima. Brava Pina! Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies and come back next week when Renata makes gnocchi with gorgonzola sauce.